questa casa non si può più andare avanti. Anche lei in questa casa c'è, non capito. Non si può andare avanti in questa casa, io qui non si mangia, non si... sempre, vedi qui, le donne che fanno niente. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. Invece che gioco la palla, anche lei, Pedro. Vabbè, quando abbiamo finito di fare lo show, vogliamo apparecchiare così mangiamo, in questa casa non si riesce mai a mangiare in orario. Sempre così! E guardate che cosa ci portano a mangiare? Pasta al burro! Tutti i giorni pasta al burro, fatta la faccia della pasta al burro! Tanti auguri in compagnia di città! Com'è bello fare l'amore! Noi la sera, quando ci troviamo, facciamo lo show prima di mangiare, e non si mangia mai niente. Invece di fare, si mettesse a cucinare invece. Sei pesante, assitte del mangiare. Sei pesante, poi c'è un'altra figlia che va peggio di lei, sempre col cellulare in mano, non si mangia mai, non si cucina mai. Papà, mangiamo la pizza al McDonald's. Che dobbiamo andare sulla moto? No, non si può mai sapere, in questa casa succedono fatti strani. In questa casa succedono fatti strani. Poi perché dobbiamo mangiare sempre bene con i bicchieri di plastica? Perché così, perché sennò dopo li lavi tu. Li lavi tu, vai. Quando mi comprerai la lavastoviglie, allora ne possiamo riparlare. Vabbè, ma chi se la mangia sta roba? La dieta, pure tu devi fare così. Ecco qua, cominciano a urlare a Ecco qua, Mi sentite? Monica, ma te Mi sai? sentite bene? Mi fa piacere che mi sentite bene. Meno male. Meno male, così almeno siamo tutti tranquilli. Che calore. Siediti e mangia. Siediti e mangia. Tesoro. Tu la stai rovinando questa bambina qua. La sto rovinando. La stai rovinando questa, capito? La stai rovinando la bambina. Io la sto rovinando. Mi viene una nervatura tale che per noi non avete che... E non te la far venire la nervatura, non c'è bisogno, tale madre, tale figlio. Anche noi dentro il Mamma mia. Vabbè. Ma dove stavo la scicolanata di me? Non lo so, quello sta sempre a fare lì. Pizzo Filomena! Filomena! Eccola qua! Sì! Ci siamo, mamma, ci siamo! Ci siamo! Abbiamo fatto 13! Abbiamo vinto il Superenalotto! No, ci siamo! Perché sta arrivando Giorgio! Giorgio? E chi è Giorgio? Giorgio come? Chi è Giorgio, papà? Chi è Giorgio? Un altro? Non è un altro, papà, Giorgio è... A me si riporta sempre tutti a casa! Li vai a raccogliere per la strada, E prima l'extracomunitario è sicuramente l'extracomunitario morto di fame, No! Sì, No, non so perché! No! Oh, papà, guarda! Non ti sopporto più, mamma, guarda, veramente di qualcosa, Dai! dai! Commenti, Madonna, Mario! I commenti, Sì, i tuoi commenti, io non li sopporto più i tuoi commenti! Che devo fare? Devo stare zitti e deve dire oh, statevi zitti! Allora, no? Sì, sa! Per cortesia! E che devo fare? Devo fare il papà con la voce tremante e dice da papà vecchio rincoglionito che dice adesso mia già lei è il figlio di... lei è il fidanzato di mia figlia, bravo! Smettila, Mi scusi che adesso mi vado a cambiare il cacarini! Quello poco ci dai, Callastia! Basta, papà! Mamma mia, tu giudichi solo dall'apparenza e dall'estratto conto! Se uno non è ben pettinato, non ha la cravatta e neanche una Mercedes, non lo prendi neanche in considerazione! Sei arido! Arido! Sì, arido! Ma io sono arido, ma se tu li porti qua in casa, prima c'era quello che il punk che vomitava nell'acquario, primo, l'altro il tossico dentro lo scapuzzino con l'embolo, questo sicuramente è un extracomunitario morto di fame, se lo so. No, aspetta, guarda, lo so. Mamma, parlaci tu, perché io non lo sopporto! Appunto, non ti sopporta neanche io. Adesso sediamoci e ti spiego tutto. Innanzitutto Giorgio, questo ragazzo, è un bravissimo ragazzo. Sì, è una brava persona, una persona seria. È un po'... come dire... Com'è? È particolare. Non sei mica un animatore, No! Sono uno di quelli che ti dico vieni a giocare qui e vieni a giocare là e poi facciamo il bingo e poi facciamo il bunga e poi facciamo il bunga bunga. No, molto di più. Molto di più. Sì,
E che cos'è? È unico nel suo Non è genere. mica uno della mafia cinese, eh? Papà! Non mi portare delinquenti in casa perché io! Perché tu? Non hai parole, ho detto. Non si può dire una parola in questa casa. Una parola, ho detto. Eccolo, sì! Papà, mamma, è arrivato! Oh, è arrivato, sì! Ma cos'è, un fantino? Ti sei messo con un nono tutta a strisce. Papà! Il DNA non è un'opinione, ma dico io, vabbè, hai sentito i zoccoli e cosa? Vabbè. Cos'è, non lo so? Non lo so. Aspetti che ci siamo Giorgio! Non è... cos'è? Un checchio di pistolero! Giorgio, non è un fantino! Ma non è un fantino! E che cos'è? Calmati, caro, calmati, non ti agitare, non ti devi agitare. All'improvviso mi vengono io mi faccio la donna, io mi sento male, oggi mi sento male, mi sento meglio. Vuoi mangiare un po' di zuccheri, dai, poi zuccheri, un po' di carboidrati, un po' di carboidrati. Sto bene, sto bene, sono guarito, tranquillo. Un poco d'aria. Sì, ma dove fate le schifezze? Te l'avevo detto, mettiti i panni della costumeria. State zitto, devo dire la battuta! Scintille davanti agli occhi, una nebbia, un messaggio da lontano che porta buone nuove. Oddio! Mi sento male! Ti siedi, ti prendo le pillole, Ma mamma! Siedi. Ma uff. Giorgio! Non vai in giro a cavallo! Che fai? Almeno... Che fa? Entra attraverso i muri oppure gli andiamo a aprire la porta? Papà! Eh? Sei sempre il solito! Io sono il Vabbè, solito! vado io. No, mamma, io, chi va? Vado io. Io ci vado! Di chi è fidanzato Giorgio? Chi ci va? Io ci vado Andateci io! voi. Andateci. Madonna che malegato. Oh Giorgio amore! Che bello che sei arrivato, non vedevo l'ora, mamma mia, poi c'è mio padre che non vede l'ora di conoscerti! Oh, sapessi! Caro, non fai il solito pesante. Non ti agitare. Non mi agito. No. Ma dimmelo! È sicuramente morto di fame, vero? Non mi arrabbio mica, dai, dimmelo! No, vabbè, devi sapere che è Sì. un po', come dire, è un po' speciale. È speciale, eh? È speciale. Sì, è speciale.